Secondo qualcuno il Mamutones non rappresenta altro che una sorta di inversione uomo-bestia, effettuata sia in segno di venerazione nei confronti dell'animale, perché comunque parliamo di comunità arcaiche, sia perché va a rappresentare il senso vero e primitivo del carnevale. Infatti il carnevale è un rito molto arcaico che nasce 4000 anni fa in Egitto e nasce come festa del mondo al contrario. Perché? Perché i pagani credevano nella rinascita materiale, quindi da questa vita materiale tramite la morte si passava a un'altra vita materiale e l'altra vita si svolgeva nel famoso mondo di sotto. Questo mondo di sotto contrario e inverso al nostro. E l'inversione uomo-bestia non rappresenta altro che questo, cioè il mondo di sotto che fa la sua comparsa nel mondo di sopra. E questa comparsa prende il nome di carnevale. Ecco perché noi a carnevale ci comportiamo in maniera inversa, in maniera opposta al quotidiano, perché si dice a carnevale ogni scherzo vale, perché a Venezia è permessa la trasgressione. Proprio per questo motivo. E in Sardegna di carnevale di questo tipo ne esiste uno solo e si festeggia a Ovodda, il mercoledì delle ceneri, dove tutta la comunità si riversa in strada e tutti si comportano in maniera assurda. Ma non è che loro sono matti, è che quello è il carnevale vero.